La lavorazione dell'acciaio a Maniago può vantare una storia lunga 500 anni. Agli inizi della seconda metà del XV secolo, il conte Nicolò decide di derivare in un roiale l'acqua del Colvera, un torrente che ha scavato il suo letto alla base dei monti Iouf e San Lorenzo. Con quel canale l'acqua potrà essere portata a valle per irrigare i campi della pianura, ma sarà possibile anche edificare mulini e segherie in corrispondenza di adeguati salti di quota opportunamente predisposti lungo il percorso. In questi, le macine e le seghe azionate dalle ruote idrauliche avrebbero frantumato le messi raccolte e lavorato il legno tagliato sui monti. L'economia di Maniago in quel tempo era infatti prettamente rurale. Ma una trentina di anni prima il castello di Maniago non aveva potuto resistere per lungo tempo all'assalto dell'esercito mandato dalla Serenissima a portare la pace veneziana nella patria del Friuli, ed i signori locali erano stati costretti a sottomettersi al doge, come ricorda l'affresco dipinto dalla Malteo sulla facciata di Palazzo Attimis. Per dare inizio ai lavori, Nicolò dovette pertanto ottenere l'autorizzazione dal luogotenente veneto, autorizzazione che venne concessa nel 1453. Su questi massi dell'Alveo del Colvera, il conte fece probabilmente costruire il primo sbarramento per convogliare l'acqua nella Roggia. Sia la posizione dell'opera di presa che il percorso della canalizzazione subirono comunque nel tempo delle modificazioni, soprattutto dopo uno smottamento di terreno dalle pendici dello Iouf. L'importanza della Roggia fu subito chiara ai pochi fabbri che a Maniago costruivano gli arnesi per i contadini e i taglialegna. L'energia dell'acqua avrebbe infatti consentito di effettuare con il maglio a testa d'asino la forgiatura del pezzo, in precedenza frutto di un faticoso lavoro con le pesanti mazze. Lungo la Roggia sorsero i primi battiferri, nei quali vennero prodotti falci, fienaie e messorie, vomeri per l'aratro, roncole pale per il lavoro dei campi, coltellacci, mannaie, accette e scuri per il boscaiolo e in determinati momenti storici anche armi d'asta. Nel battiferro la trasformazione di un massello d'acciaio di piccole dimensioni, precedentemente riscaldato nella fucina, nell'arnese da realizzare, avveniva esclusivamente per battitura, prima con il maglio ad opera del mailleur e successivamente con il martello dello stabilidor. Bisognava assegnare al pezzo la sagoma più idonea in relazione al massimo rendimento che si sarebbe potuto ottenere con il suo impiego. E quindi ci si limitava a rifinire solo la parte tagliente, mentre tutto il resto veniva lasciato grezzo. Da cui il nome Favri da Gros, dato a chi lavorava nel battiferro. In questo caso il fabbro utilizzava un maglio che sfruttava l'elasticità di una balestra, anziché quello a testa d'asino che è più rigido. Modellato il profilo con le cesoie, si passava all'arrotatura con la mola alla cavallina. Con un eccezionale gioco di gambe, che ricordava i movimenti del cavallerizzo, l'operatore faceva sì che un asse di legno esercitasse una giusta pressione nei diversi punti del pezzo a contatto con la mola. Nel Settecento, quando si cominciò a dar peso anche all'aspetto estetico del pezzo e non solo alla funzionalità dello stesso,
compare a Magnago il Favri da Fin. Il suo ambiente è dapprima ricavato in un angolo della spaziosa cucina friulana e in seguito in un piccolo locale annesso alla casa. In esso egli doveva però far conto solo sulla propria energia e quindi poteva fabbricare esclusivamente oggetti di dimensioni contenute anche se composti da più parti. L'indipendenza dall'acqua ha consentito il diffondersi di questi piccoli opifici in tutto il tessuto urbano. Nella bottega del Favri da Fin, dopo una prima fase di forgiatura con il solo martello, si passava alla finitura con la mola a pedale per l'asportazione di trucciolo. Alla fine veniva assegnato il filo alla lama. Un sistema di raffreddamento ad acqua, alquanto rudimentale, impediva il surriscaldamento dell'acciaio. Si procedeva quindi alla lavorazione al banco per l'assemblaggio dei diversi componenti. Nelle botteghe è stata fabbricata una grande varietà di coltelli da tasca, di coltelli pluriuso, di stiletti e di forbici, ma anche attrezzi chirurgici. Agli inizi del Novecento, il tedesco Albert Marx, un industriale di Solingen, costruisce a Magnago la prima coltelleria, nota in seguito come stabilimento o coricama, nella quale verranno utilizzate macchine operatrici azionate dall'energia elettrica. È consentita pertanto una lavorazione più accurata rispetto a quella dei Favri da Gros, dei battiferri e dei Favri da Fin nelle botteghe, e quindi è resa possibile anche la produzione in serie di un notevole numero di oggetti. Ma la funzione più importante di questa officina è quella di essere stata d'esempio per le altre coltellerie a capitale italiano che si sono poi installate a Magnago. Si diversifica ovviamente anche la tecnologia adottata. Dopo una prima sbozzatura con il maglio atmosferico, si procedeva allo stampaggio a caldo con il maglio a caduta verticale, più noto come Berta. Oppure con lo stampaggio a freddo mediante le presse ad eccentrico o a frizione, dette in loco trance. La scelta del tipo di stampaggio andava condizionata dalla forma e dallo spessore del pezzo da eseguire. Si passava poi alla finitura con le mole, attraverso le fasi della sgrossatura, brunitura e lucidatura, variando il grado di finezza dell'abrasivo. Le mole inizialmente erano disposte in batteria e il moto di rotazione veniva assicurato da un unico albero di trasmissione e dalle cinghie. In seguito fu sostituito dalle pulitrici, ciascuna delle quali portava due sole mole. Una forma di energia necessaria per la tecnologia di tutti e tre gli opifici era quella termica. Indispensabile per portare il pezzo da forgiare o da stampare a caldo ad una adeguata temperatura, visualizzata dal colore rosso assunto dall'acciaio, il calore serviva anche per la tempra, che aveva lo scopo di aumentare la durezza del materiale e per il rinvenimento al fine di ridurne la fragilità.
Attualmente la possibilità di disporre di macchinari e attrezzature che consentono di raggiungere un elevato grado di precisione ha permesso di modificare la gamma dei prodotti non solo in quantità, ma anche in qualità e varietà di tipi, orientandola anche verso la realizzazione di particolari elementi costruttivi come ingranaggi e palette per turbine, mentre un tempo essa era rivolta quasi esclusivamente agli oggetti da taglio. Ma sarebbe ingiusto non ricordare che questi risultati sono dovuti alla grande professionalità di quegli umili fabbri e coltellinai che, curvi per un'intera giornata sul maglio e sulle mole, hanno offerto a Maniago un significativo patrimonio di esperienza, frutto non solo della loro capacità, ma anche della loro mai appieno ricompensata dedizione al lavoro.